Bentrovati, questo è l'approfondimento di AB Channel su Sky 835 e sui molti canali del digitale terrestre. Anche in questa circostanza ci occupiamo di attualità politica, sia a carattere nazionale sia a carattere regionale. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, l'onorevole Antonio Di Pietro, Presidente dell'Italia dei Valori, che è venuto a trovarci nella nostra sede. Grazie, Presidente. Un saluto a lei, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi sento a casa mia io. Certo, siamo in Abruzzo, quindi naturalmente siamo a due passi dal Molise, ma soprattutto l'Abruzzo, lo dicevamo poco fa, non più tardi di un anno fa noi siamo stati a quella grande festa che si faceva a Basto, la festa insomma dell'Italia dei Valori. Ecco, appunto, la domanda parte proprio da questa. La prima domanda è questa. Ecco, cioè, l'Italia dei Valori, perché questo è il senso, sono andato indietro per andare avanti, la domanda era questa un pochettino, ma l'Italia dei Valori, si chiedono a casa, si chiede alla gente che sta guardando questa trasmissione, esiste ancora? Non solo esiste, ma ha deciso di vivere la sua seconda vita. L'Italia dei Valori, ma spero abbiamo l'occasione di parlarne perché voglio parlare così, senza filtri. L'Italia dei Valori ha fatto grandi cose, ma ho fatto, perché quando uno guida una nave ho la colpa di chi è del comandante. Certo. Ho fatto un grande errore, mi sono fidato di persone che non meritavano la fiducia, né mia, né dei militanti dell'Italia dei Valori, né dei votanti dell'Italia dei Valori. E tra questo purtroppo ci sta pure qualche abruzzese. Detto questo, l'Italia dei Valori, quando io l'ho voluta fare per due motivi fondamentali. Avevo fatto mani pulite, avevo visto cos'era la Prima Repubblica e ho detto, qui c'è bisogno di un ricambio generazionale della classe dirigente e c'è bisogno di un partito che porta all'interno dell'istituzione battaglie sulla legalità. Il problema qual è stato? Le battaglie le ho portate sulla legalità, tant'è vero che abbiamo fatto dei referendum, abbiamo fatto un sacco di opposizione, non ho ceduto per una poltrona al governo Monti, al governo Letta, non mi sono venduto, né ho venduto il partito. Però quando siamo andati a lavorare per un ricambio generazionale abbiamo trovato tante persone che in realtà erano mascherati da Prima Repubblica, da Seconda, ma erano Prima Repubblica, e anche persone che provenienti dalla società civile, uno si dice, ci vuole facce nuove, mica la faccia nuova è sempre pulita. Certo, il fatto della diciamo, la cosiddetta rottamazione, no? Ecco, però lei ha detto prima, purtroppo ho commesso dei gravi errori, forse nella valutazione, nella selezione di quelli che dovevano essere gli uomini dell'Italia dei Valori, e si assume la responsabilità. Purtroppo ancora oggi sui giornali, l'ultimo caso è quello del Consiglio regionale della Liguria, ci sono purtroppo esponenti dell'Italia dei Valori che si sono macchiati di gravi reati, che ovviamente poi insomma sempre nell'ambito della presunzione di innocenza, come prevede il codice di procedura penale. Presunzione di innocenza sì, però io oggi ho firmato, ecco, però presunzione di innocenza sì, però io oggi prima di venire qui ho firmato la costituzione di parte civile dell'Italia dei Valori nei loro confronti. No, però al di là di questo aspetto giuridico, attenzione, io se fossi di un altro partito, se fossi nella Prima Repubblica, mi difenderei nel modo più sciocco e stupido dicendo, scusi, ma oggi forse non ha letto, ma 89 sono stati incriminati, in Sicilia, 35 in Piemonte. Però se fosse attenzione, sentite cosa ho detto, se fossi uno sciocco della Prima Repubblica, perché a chi fa queste giustificazioni, sai cosa rispondo io? Ma non ho capito, se ci stanno due ladri vuol dire che non è che il secondo ladro giustifica il primo. No, per carità. Quindi io non intendo giustificarmi in questo modo. Il malcostume è trasversale, questo è fuori discussione, non c'è nessuno che viene risparmiato, pensiamo anche a Cota che è stato rinviato a giudizio, insomma voglio dire, ed è un leghista. Tutto quello che è successo in Abruzzo, voglio dire che c'è un terremoto il giorno dopo all'Aquila, insomma, e via Però dicendo. cosa succede? Io quello che voglio dire in questi casi è questo. Si fa presto a dire il giorno dopo come hai fatto a scegliere quello, quell'altro e quell'altro. Se potessimo noi, comuni mortali, conoscere come stanno le cose, io dico sai cosa dico sempre, non esisterebbe l'istituto del divorzio. Adesso prendiamo, e qui in Abruzzo c'è un caso veramente che io mi riferisco al concittadino Antonio Razzi, una persona che faceva l'operaio, il magazziniere, emigrante, che veniva da una famiglia per bene, la cui famiglia è rispettabile,
che si è sposato con una persona spagnola, anch'essa lavoratrice ed emigrante. Anche lui, cioè, che ha preso anche le preferenze per poter, non è che è stato eletto nel listino. Certo. Le preferenze sono andato io a vedere e l'ho visto io mentre facevo il magazziniere. Cioè, come fai a dire non ti dovevi fidare di quello? Poi ho sentito, l'avete sentito anche voi, le interviste, l'ultima che ha fatto. Ma che me frega a me? Sì. Io penso alla pensione mia. Cioè ti piangi il cuore, vabbè, certo. Ti piangi però, il cuore. Ecco, la verità... Lei l'avesse... Come faceva? Io a quella persona lì... La verità è questa, e qui bisogna interrogarsi un pochettino. Nella scorsa, diciamo, tornata elettorale, Antonio Di Pietro non è entrato in Parlamento. Antonio Razzi è stato rieletto. Questa è una domanda che uno si deve porre. Colpa di chi? Beh, no, se è solo per rientrare in Parlamento o meno, le posso assicurare. Intendo dire come notizia. Italia dei Valori, non Antonio Di Pietro come persona. Ho capito, no, se è solo per rientrare in Parlamento, le dico una novità, una chicca. A me è stato chiesto di candidarmi, bastava che cambiasse simbolo. Sì, anziché Rivoluzione Civile si chiamasse... ma soprattutto bastava che avessi accettato. Ci ho azzeccato pure col verbo, hai visto che mi sono ricorrendo, ma cambiano i tempi. Bastava accettare che la proposta di appoggiare Monti, sì, e quindi di mettere insieme una maggioranza dove dovevo stare con Berlusconi. Ora io sindrome di Stoccolma non ne soffro. Io personalmente ancora oggi non condivido ciò che questo governo. Sì, poi ci entriamo nel discorso dell'attualità politica. Perché io ritengo prima di tutto che, per una questione di logica, io chiedo il voto a un cittadino per rappresentare la sua idea e non mi posso mettere un altro che rappresenti l'idea opposta. In secondo luogo perché quei personaggi, se li conosci, li eviti e i fatti mi stanno dando ragione. Quindi io, se era per tornare in Parlamento, potevo farlo, sia come io, sia come me, persona, sia come Italia dei Valori. Certo, fa riflettere che un Antonio Razzi è tornato in Parlamento. Che era il quinto in Abruzzo, mi pare, nella lista. Ma perché ha eletto 5 parlamentari al Senato. Attenzione. Il Popolo della Libertà. La questione è molto precisa su questo tema. Perché è stato messo al quinto posto? Sì, si chiama corrispettivo. In un paese normale... diciamo la verità, che il Popolo della Libertà non pensava di prendere 5 parlamentari al Senato in Abruzzo. Corrispettivo si chiama corrispettivo. Il corrispettivo è il prezzo che si dà a qualcuno per aver ottenuto un favore. In cambio di qualcosa. Io ai miei tempi, quando facevo il pubblico ministero, lo chiamavo articolo 319, corruzione. Non solo io l'ho chiamato, ma nel caso dell'autorità giudiziaria di Napoli, con riferimento a Di Gregorio, alla Vitola e a Berlusconi, l'ha chiamato anche l'autorità giudiziaria. Certo. Tanto è che c'è un procedimento. C'è stata già una condanna, un patteggiamento. Quella di Roma non sappiamo cosa decide, perché non so se lo sapete, ma c'è un procedimento penale aperto. Lei fece una denuncia, se non erro, in Procura della Repubblica, si è presentato per depositare... E c'è un procedimento penale aperto in cui io ho denunciato fatti e circostanze che portano, non tanto al povero Antonio Razzi, di cui tutto sommato, voglio dire, io non ho rancore. Quello che a me fa dispiacere è perché uno che fa il Presidente del Consiglio, il leader di un partito, invece di conquistare i consensi facendo il bene del Paese, va a comprare i voti di parlamentari disperati che pensano alla pensione e a 4 soldi in saccoccia. A me quelli che fa schifo. Ecco, però poi ci torniamo su Berlusconi, anche perché adesso Berlusconi non c'è più e quindi qualcuno si pone anche la domanda: ma Di Pietro come fa senza Berlusconi? No, questa è un po' la domanda ricorrente, ma ci arriviamo. Prego. Intanto parliamo di attualità politica. Dai. In queste ore si parla appunto di questo incontro che Renzi, chiaramente il quale viene diffidato dai bersaniani ad andare ad incontrare Berlusconi, o meglio Berlusconi, tra virgolette, pregiudicato, come lo chiamano quelli del PD, ma come credo lo chiama anche lei, credo, no? Come del resto lo chiamano un po' tutti. C'è scritto nel codice. Dicono assolutamente non deve varcare la porta del Nazareno, insomma, la sede del Partito Democratico. Questo però serve a Renzi per poter chiudere l'accordo sulla riforma elettorale, il famoso sistema spagnolo che pare piaccia sia al Partito Democratico che a Forza Italia. Di Pietro, se lei oggi così
dovesse far parte di un governo di centrosinistra, certamente, sicuramente, credo non avrebbe voluto far parte di questo governo di larga intesa, lei che cosa direbbe a Renzi? Sì o no all'accordo con Berlusconi per chiudere una riforma elettorale? Io a Renzi direi due cose, fossi Renzi mi comporterei in due modi. Primo, basta con questo governo perché è un governo dove sono stati messi insieme cani e gatti, cioè il centrodestra e il centrosinistra non può fare una maggioranza, ma si deve andare immediatamente a votare e deve essere i cittadini a scegliere da chi essere governati. Quindi direi no al mantenimento di questo governo da parte di una maggioranza insieme a Berlusconi. Ma le riforme come le fa se non c'è Ma non deve fare riforme. maggioranza? Le riforme non si devono fare. L'unica riforma che si deve fare, che ce l'ha detto la Corte Costituzionale, è la legge elettorale. Allora spieghiamo. Bisogna trovare i numeri. Per di questo sto dicendo, ma proprio di questo, no, ma anche se ci fossero i numeri, le regole si scrivono insieme. Questo non se lo aspettava da me. Le regole, appunto, Renzi le vuol fare con l'opposizione anche. È proprio questo sto dicendo. Le regole, lo ripeto ancora una volta perché non vorrei essere fraintesi. Io al governo con Berlusconi non ci voglio stare, perché lui sta al governo per farsi gli affari suoi e non gli affari del paese. Io non condivido e per questa ragione sono uscito fuori dalla maggioranza di centrosinistra, nella cui maggioranza di centrosinistra voglio tornare a cominciare dalle elezioni in Abruzzo, insieme al centrosinistra, perché mi sento del centrosinistra e voglio ricostruire un centrosinistra. Non voglio stare con i berlusconiani al governo perché stanno per farsi gli affari propri. Detto questo, voglio andare alle elezioni. Alle elezioni, così come ci ha detto la Corte Costituzionale, ci voglio andare con una nuova legge elettorale che posso e devo scrivere non solo come voglio io, ma come vuole anche quello contro cui mi... Per cui Renzi, che va da Berlusconi a trovare un punto d'incontro per una legge elettorale condivisa fra le parti in gioco, certo, io lo ritengo giusto. Quindi è una cosa positiva che lei saluta positivamente, contrariamente a quelli che dicono no all'incontro con Berlusconi, perché Berlusconi è assolutamente da evitare, insomma, e via dicendo. Però, tanto è vero che il Porcellum, ricordo il Porcellum, che è proprio una porcata, è stato fatto dal governo Berlusconi e dalla sua maggioranza senza aver interpellato il centrosinistra, certo, contro il centrosinistra, e la prima cosa che abbiamo detto noi, non solo io, Di Pietro, ma anche il PD, ma come fate a scrivere le regole senza condividerle con noi? E non ho capito, vale per loro, vale pure per noi. Certo, ma lei teme che questa situazione, Renzi, Letta, finisca per logorare Letta, come dice Renzi, cioè dice Renzi, se Letta si logora è colpa sua, non è certo colpa mia, voglio dire. E poi la verità, quella per la quale gli uomini del PD bersaniani dicono a Renzi mai incontrarsi con Berlusconi, che tutto sommato temono che ci possa essere l'obiettivo comune di andare al voto. Cioè, tanto per Renzi, per certi interessi, quanto per Berlusconi. Ecco, e se si facesse con questo sistema elettorale, con qualche modifica chiesta dalla Consulta, sostanzialmente... Disposto più che chiesto. Disposta, diciamo, ecco. Beh, insomma, voglio dire, sostanzialmente non cambierebbe nulla, perché non dimentichiamoci che prima dell'avvento di Renzi tutti volevano la riforma della legge elettorale, ma nessuno faceva nulla. Cioè, sembrava che a tutti stesse bene come sta a dare, quando, come, insomma, e dove. Per cui... Alla fine, questo comportamento di Renzi finisce per logorare Letta, secondo lei? Guarda, che adesso la colpa sia di Renzi, perché Letta si sta logorando e si sta logorando, mi sembra assurdo. Come un po' la colpa, che non fa niente questo così governo. Come che la colpa siano di Grillini, perché le cose vanno male in Italia, mi sembra assurdo. Allora andiamo con ordine. In questo governo stanno venendo fuori comportamenti che non nobilitano l'azione del governo. Ne prendo uno per tutti, il ministro Di Girolamo. Ora, è stata... Che non è indagata comunque. Non ci azzecca niente con la responsabilità politica, non ci azzecca niente con la responsabilità politica. La responsabilità politica, anzi, se vuole le dico anche qualcosa di più. A me fanno schifo le persone che di nascosto mi mettono il registratore sotto. Io avrei molto più apprezzato che quel signore che ha registrato, prima di registrare, fosse andato dal pubblico ministero. Vabbè, lei ha una visione chiaramente diversa, lei invita sempre anche i suoi indagati ad andare dalla magistratura, come ha chiesto a quelli di Genova. Recatevi dai magistrati e fatevi interrogare. Questo è un comportamento che riflette la sua personalità quando è stato messo sotto inchiesta. Quando sono stato messo sotto inchiesta, la prima cosa che ho fatto è corso al mio giudice, sono andato. Infatti lei ha certo, per me era facile, sapevo di essere innocente. Certo, vabbè. Comunque, tornando alla Di Girolamo, ecco, quindi la Di Girolamo dovrebbe dimettersi, le dice, ma no, ma il problema è che stiamo parlando di Letta, attenzione. Fra qualche giorno si vota
si vota la fiducia. Ora il PD che fa? Vota la sfiducia a Di Girolamo o no? Perché gli hanno fatto la mozione di sfiducia. Ora, io credo che Letta la prima cosa che debba fare, debba egli revocare, se questa non si dimette, revocargli l'incarico e assumersi la responsabilità anche di una crisi di governo. Però Alfano ha detto, attenzione, se toccate ma Di Girolamo... no, perché ma stiamo parlando del paese, due mica pesi, due misure. Letta ha difeso la Girolamo. Cancellieri prima, oggi Alfano difende l'attuale ministro delle risorse agricole. Ma sono due schifezze, nel senso sono che due situazioni sono due diciamo, schifezze. analoghe per certi versi, ci sono intercettazioni telefoniche per quanto riguarda la Cancellieri, però voglio dire, sono due schifezze. è sufficiente che una persona non sia indagata per farla dimettere? Ma non ci azzecca essere indagato o non indagato. Vabbè, aspettiamo, vediamo cosa dirà insomma, il Parlamento. Io di mestiere un tossicomane non è indagato. Ecco, ma farmi governare da un tossicomane non mi sta bene. Di mestiere una prostituta non è indagata, ma farmi governare da una prostituta non mi sta bene. Di mestiere uno che utilizza il suo ruolo politico per sistemare affari propri può non essere indagato, può non essere responsabilità penale, però c'è una responsabilità politica. Detto questo, di mestiere quindi, io ritengo che il governo oggi, Letta si gioca la sua credibilità nei prossimi giorni, nelle prossime ore, se dovesse imporre al Partito Democratico, e il Partito Democratico si gioca la sua credibilità, se dovessero votare contro la sfiducia nei confronti della Di Girolamo. Ripeto, state parlando a un ministro, che io facevo il ministro nel primo governo Prodi, e lavori pubblici. io ho ricevuto, e mi ricordo, stavo lavorando a Istanbul, ho ricevuto la notizia da Canale 5, Di Pietro sottoposta a indagine dalla magistratura. 12 minuti dopo mi sono dimesso, 7 ore dopo da Istanbul stavo davanti al mio giudice, 15 giorni dopo sono stato archiviato, però mi sono dimesso. Sì. Perché l'istituzione ha un ruolo, deve essere rispettata, non si può Ecco, dire... senta, a proposito però, adesso lei si è chiamato in causa da solo. Certo. Per quanto riguarda queste cose, queste responsabilità che appartenevano ovviamente, poi non fondate ovviamente, c'era una notizia di reato, poi lei si è fatto interrogare, ha chiarito tutto e quindi non c'è stato è stato prosciolto. Ecco, io qui inevitabilmente la devo riportare un po' indietro, perché lei dice, peccato perché quella trasmissione che è andata in onda su Rai 3, ci riferiamo alla famosa trasmissione Report, è quella che mediaticamente ha distrutto Ma non ho criminalizzato l'Italia dei lavori. però. No, la Gabanelli. Lei dice la Gabanelli è un'ottima giornalista. Ho sbagliato io? Ci faccia capire bene, perché molti non hanno capito in realtà cosa è successo. Hanno visto questa trasmissione, hanno capito che lei aveva 56, 57 beni immobili, che sua moglie era sua moglie ma non era sua moglie, da quello che usciva da quell'intervista. Ecco, oggi noi qui tranquillamente, a posteriori, serenamente, possiamo dire come sono andate le cose, non solo quali sono le tranquillamente qui, cose. non solo tranquillamente qui, ma ho anche chiesto alla Gabanelli di darmi la possibilità di riparlarne a ragion veduta. Sì. Perché cosa è successo? È successo che nel corso di questi anni vi è stata un'attività di dossieraggio molto pesante nei miei confronti, tant'è che io ho dovuto attivare 353 cause per poter far valere le mie ragioni. È tanto vero che io non ho rancori nei confronti della Gabanelli, nei confronti della quale, pur avendo attivato una causa, c'è una causa in corso, sa cosa ho chiesto di risarcimento? €1. Dice, ma perché? Sì, Perché è una non cosa sono simbolica, è una cosa simbolica. Un caffè. Ha chiesto una cosa simbolica. Un caffè. Però io le Perché? faccio... Andiamo con ordine. Sì. Perché? Perché cosa è successo? È successo in questi anni che hanno fatto un martellamento continuo nei miei confronti, costruendo storie per cui già sono intervenute. Ma perché le dice hanno fatto? Sono oggetto di spionaggio, di killeraggio mediatico, vabbè, insomma, dico, perché lei parte da questo presupposto che secondo lei c'è un complotto ordito da qualcuno, perché da qualcosa? sono state sancite la sentenza della magistratura. Invito chi ci ascolta ad andare sul mio sito
oppure a leggersi un qualsiasi libro Antonio Di di Pietro storia, oppure qualsiasi libro sulla storia, e andare a vedere le sentenze della magistratura, addirittura cominciando da un provvedimento del Comitato parlamentare di sicurezza del 1995. Ci sono decine e decine di sentenze della magistratura che hanno condannato per diffamazione o per ingiuria o per calunnia persone che hanno costruito nei miei confronti una serie di questioni che vanno dalle cose più strane, agente di servizi segreti, una volta americana, una volta KGB, una volta... Ma questo è riconducibile a che cosa? A questo che faceva forse una volta? Certo è conducibile, certo che faceva una questo volta. Signore che stiamo vedendo qui. Anzi, le voglio dire una cosa, le faccio una proposta. Io ho proposto alla Gabanelli di ricostruirla questa storia, perché ci sono nomi e cognomi, contanti di soldi che sono passati per costruire tutta questa realtà. Le persone, per esempio, Gabanelli ha fatto riferimento, per esempio, tra le tante persone, a tutta una storia che ha raccontato un certo Di Domenico. Sì. Se lei ve lo ricordate, andate a vedere. Sì. Ecco, perché non vediamo le sentenze di condanna di questo signore? Poi ci fosse anche un senatore che è stato querelato e condannato definitivamente. Ma ce ne Veltri, mi pare che fosse. Ma non limitiamo, per favore, ce ne sono stati tanti. Vabbè, insomma, ci sono tutta una serie di attività. Per dire, quando si dice dove hai preso i soldi, io il primo assegno che ho ricevuto nel 1997, il primo assegno, e da allora il primo assegno, 400 milioni di lire, non so pochi. Certo, sono tantissimi. Allora, poi soprattutto con la lira valevano qualcosa. Sapete di chi era la firma? Era di chi ce l'ha messi i soldi? Paolo Berlusconi. Paolo Berlusconi, 400 milioni di lire. Perché? Per risarcimento? Risarcimento. Per non era Paolo Berlusconi, era il giornale. Sì, la testata Il Giornale, insomma, il direttore Feltri che era stato condannato. Con tanto di scuse, ovviamente. E da allora, io ad oggi a me sono stati liquidati quasi 2 milioni di euro. Solo come risarcimento. Ma ne ho ancora diversi altri da prendere. Ma non è questo il tema non è questo, risarcimento è molto minimo. A questi beni immobili. Allora, parlo all'abruzzese mania. E la Gabanelli è stata molto intelligente, infatti. Se voi andate a rivedere la trasmissione della Gabanelli, il Gabanelli non parla mai di 56 case, parla sempre di 56 unità immobiliari. Sì. Mica scema. Perché io ho, e di cui 39 unità immobiliari a Montenero di Bisaccia. Sì, vabbè. Venite a casa mia, a Montenero di Bisaccia, e trovate la masseria di mio padre che ho ristrutturato, la stalla di mio padre dove ci stanno ancora le vacche e le pecore che ce l'ho rimesse, il fienile e tanti pezzettini di terreno, perché le unità immobiliari sono pure i pezzetti di terreno, anche che tutti stalla, insieme ne fa 39. Certo. Io ne ho 5 di case, non è che ne ho 56, non ho mai avuto 56 case. Cosa è successo? Che però hanno utilizzato questa trasmissione per far credere che erano immobili, case, quel che in realtà erano particelle immobiliari, cioè pezzettini di terreno. Sì, unità immobiliari. Una di quelle, per esempio, sai qual è unità immobiliare? Perché è così, andate a vedere. Se tu hai la casetta tombale al cimitero, cioè la cosa propria, mia madre se l'è fatta, io ho pure quella. Quindi è un'unità immobiliare anche quella, risulta al catasto come unità immobiliare. Ma adesso voglio dire, non voglio però scadere dove io ho detto non ho rancore nei confronti della Gabanelli. Gabanelli ha fatto il suo mestiere e ha sentito una serie di persone che sono stati già condannati e che erano stati già è stato Di Pietro e non è stata all'altezza. Ecco, questo mi stupisce un po'. Ma mi stupisce perché io non sapevo. Perché voglio dire, da capita. Magistrato di lungo corso, con una grande esperienza alle spalle. Io quando ho detto mia moglie non ho mia moglie, perché ho detto quella frase? Volevo fare la battuta senza rendermi conto che il giornalista che ci voleva fare una critica nei miei confronti gli offriva un bel destro. Come vedi, non c'è nessuno. Perché io cosa volevo dire? Ma voi non dovete dire Di Pietro c'ha tante case perché sono le case intestate a sua moglie. Ora, a parte il fatto che mia moglie non ha chissà che cosa, ma mia moglie non è mia moglie, la battuta. Per dire che cosa? Stiamo parlando
non di una ragazzina 17enne di Maruffola, come si chiama? Certo. Come si le chiamano le cose? Baby girl. Sì, ho capito. Non so come cavolo le chiamano. Stiamo parlando di una signora del 50 che ha 60 anni. Che lei dice, sua moglie sta bene di suo, questo vuole dire. È 40 anni che fa l'avvocato. Suo padre, colonnello dei carabinieri Main a suo tempo, avvocato e professore universitario, mia moglie professoressa universitaria anche lei, certo, insegnante anche alla scuola degli ufficiali Guardia di Finanza, oltre che avvocato, cassazionista. Suo nonno, notaio. Cioè, voglio dire, se c'è, come si dice alle nostre parti, è stato un buon matrimonio. Se non c'è uno che ha fatto un buon matrimonio, per senso, l'ho fatto io. Ha fatto l'affare. L'ho fatto io un buon matrimonio. Ecco, però... Allora io me ne sono uscito con quella battuta, mia moglie non è mia moglie, che è stata una battuta infima. Perché, ma il fatto che questo partito avesse, diciamo, una sorta di amministrazione un pochettino molto familiare, il fatto che lei abbia affittato degli immobili al partito... ma torno a ripetere. Sono delle ingenuità, come le chiamiamo? No, il concetto è questo. Da quando non l'ho affittato più io il mobile al partito, a me davano il rimborso spese condominiali e quant'altro. Adesso noi paghiamo 250.000 euro all'anno. Cioè io, quando è nato il partito senza una lira, certo, e quindi che io ho messo a disposizione tutte le mie strutture, che ho messo a disposizione per evitare dei costi, ho messo a disposizione i miei mezzi. Ma dimmi grazie, non so se mi spiego, così nasce, è nato. Quando il partito adesso è diventato un partito nella sua essenza, è chiaro che io ho fatto un passo indietro, ma quando l'ho fatto per far risparmiare soldi, non per togliere soldi. Tanto è vero che tutti i procedimenti mi hanno dato ragione in questo senso. Ma torno a ripetere, il danno è fatto, è quella battuta che diceva lei prima, ormai il danno è fatto, sì, il danno è fatto, perché nell'immaginario collettivo, purtroppo, le sentenze le tengo per me, per la mia storia familiare, per la mia famiglia e per i miei figli, ma il messaggio che è passato. È passato un messaggio chiaramente diverso. Insomma, ecco. E per questo io adesso che ho deciso di ricominciare da capo, abbiamo raccolto le firme per referendum per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti, così a proposito non solo questo, vorrei dire, nessuno ne parla, ma l'Italia dei Valori non solo ha raccolto le firme per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti, ma noi i soldi che abbiamo preso, da quando abbiamo deciso di fare proprio questo totale taglio, di costruire una nuova realtà, perché io mi candiderò, poi ne parleremo, mi candiderò alle prossime europee, i soldi li abbiamo dati ai terremotati dell'Emilia, non so se lo sa. Non l'abbiamo cioè i soldi che vi sono stati dati, che si riferiscono le abbiamo dato 2 milioni di euro, l'ultima cosa che abbiamo ricevuto, li abbiamo dati ai terremotati dell'Emilia Romagna, a un sindaco. Quindi avete donato direttamente, interamente l'importo, il quale ci hanno messo, credo, non so, adesso stanno facendo una cosa sportiva, stanno delle attività, insomma. Per cui voglio dire, abbiamo fatto anche nei fatti qualcosa di positivo. A me cosa interessa dire in tutto questo? Interessa dire, abbiamo vissuto un'esperienza di cui sono orgoglioso, aver fatto questo partito Italia dei Valori. Adesso ci ho tolto anche il nome. Di Pietro l'ho tolto, perché deve camminare da solo. Italia dei Valori. Io sono un militante che sono tornato in mezzo ai banchetti, mi candiderò alle europee dove ci sono le preferenze e chiedo le preferenze sulla mia persona, su quel che sono, sul mio impegno. Nell'Italia dei Valori abbiamo fatto prima di tutti gli altri partiti quel che è necessario, un ricambio generazionale, a cominciare dal suo fondatore. Non sono più io il segretario del partito, è un giovane di 39 anni, quindi meno di 40 anni pure lui, Ignazio Messina. La squadra, tutte sotto i 40 anni, uomini e donne, e noi fondatori abbiamo fatto un passo indietro. Io mi candido, ma alle europee, non nei listini, dove vado a chiedere il voto sulla sua persona. Ecco, torniamo un attimino a questo discorso del finanziamento pubblico ai partiti, perché è vero che questo finanziamento pubblico ai partiti approvato alle Camere, insomma, di cui Letta si è vantato anche tanto, insomma, per questa attività del governo tesa proprio alla, non dico alla soppressione, ma a una attività diversa, mi pare poi dal 2017 se non erro, attraverso la contribuzione volontaria del cittadino che può appunto decidere di destinare una quota. Ma questo non è comunque una fine del finanziamento pubblico ai partiti, perché comunque il cittadino in qualche misura dovrà
sotto forma anche di donazione, comunque dare il suo proprio contributo. Allora la domanda è la seguente: ma è davvero l'alternativa questa al finanziamento pubblico? Mi spiego. Giustamente ci sono poi le grandi corporazioni che possono decidere di finanziare un partito o un altro. Lei ha visto pochi giorni fa, con il discorso del grande proprietario dei beni immobili della Camera, no? Che è stato in qualche modo accantonato con i 5 Stelle che hanno alzato molto il tiro sul governo, sul discorso dei contratti del palazzo di Piazza San Silvestro, quello destinato ai parlamentari, e lui stesso ha detto: guardate che da me vengono tutti a bussare, destra, sinistra, insomma, per i famosi contributi, quelli che io do. Allora è chiaro che le corporazioni che finanzieranno i partiti in futuro, lei mi insegna che chiederanno qualcosa in cambio. Quindi è davvero un affare togliere questo finanziamento pubblico ai partiti? Oppure è sbagliato, è sbagliato risarcirli, rimborsarli a piedi vista, cioè nel senso che io presento questo è quello che ho speso, nessuno controlla quello che ho speso e siamo a posto. Sono contento perché lei si è domandato e si è risposto. Allora andiamo con ordine. Io personalmente, avendo raccolto 1.200.000 firme per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, sono contro il finanziamento pubblico perché ho visto che alla fine, anche a comportarsi bene, viene valutato male, e anzi che alla fine, comunque sia, è difficile anche comportarsi bene, perché poi nel territorio non sai mai quelli che devono amministrarle come si comportano. Non solo, ho anche preso i fondi che ho ricevuto e l'ho dato ai terremotati. Detto questo, la proposta che è stata formulata adesso, io l'ho chiamata, criticandola e contestandola, ingegnerizzazione della tangente. E ciò per 2 motivi fondamentali. Io non ho nulla contro un'attività spontanea in cui il cittadino ritiene di mettere 10 euro, 5 euro, 20 euro, eccetera, eccetera. Certo. Ma a me è capitato, le racconto un'altra storia, un'altra chicca, che siamo in vena di novità. Di novità. Quando io sono diventato ministro nel 2006, subito dopo, come si dice, una grande impresa pubblico-privata che faceva capo al cerchio di Finmeccanica, per intenderci, quindi una cosa, ha dato, denunciando regolarmente alla Camera, ha mandato i soldi a tutti i partiti, maggioranza e opposizione. È arrivato anche all'Italia Valori 20.000 euro, non so, a Forza Italia 100.000 mi pare, a tutti i partiti. Gli unici 2 partiti che l'hanno rifiutato siamo stati noi, io gliel'ho rimandato indietro con questa motivazione: siccome faccio il ministro e siccome voi dovete fare attività di lavori pubblici, questi 20.000 euro, se me li date, mi mettono in imbarazzo. Arrivederci, grazie. E gliela restituito. E gli ho restituito, come restituite, gliela restituito anche Rifondazione Comunista, devo dire, anzi non l'hanno proprio accettato loro. A me è arrivato, come è arrivato l'assegno restituito, loro neanche, non ha manca aperto la busta. Ho voluto dire questo per dire che cosa? Che, come giustamente ha detto lei, fin quando si tratta la questua per strada, ha un senso, così ha fatto pure Obama. Altra cosa è invece questa proposta che è stata formulata, è che cioè il privato, anche imprenditore, può dare tutto ciò che vuole purché lo dichiari. Questo si chiama ingegnerizzazione della tangente, perché prima, quando si pagava la tangente, si capiva che cosa gli aveva dato in cambio dell'appalto ricevuto. Adesso non gli puoi fare neanche più niente se gli fai il favore dell'appalto, perché lui l'ha dichiarato i soldi e quindi diventa legittimo. È un modo per sbiancare. Il vecchio Di Pietro diceva una volta, ha sbiancato il reato. Ecco, per cui io sono fortemente contrario a questa proposta. Io ritengo che oggi come oggi l'intero sistema politico, partitico, nella sua organizzazione si deve reinventare totalmente e reinventare in un modo molto semplice. Primo, un po' all'americana maniera, cioè passare attraverso quel che può essere un'attività militante
di vera militanza. In secondo luogo, per quel che riguardano le spese vive, devono diventare spese vive che devono essere ben evidenti, ben trasparenti, fatti con soldi che possono al massimo essere ripresi attraverso un'attività trasparente di pochi euro, con motivazioni ben chiare. Certo. Senta, veniamo al discorso molto velocemente, una parentesi che apriamo e chiudiamo subito. La corruzione purtroppo in Italia mi pare che vale oltre 60 miliardi di euro e 120 addirittura l'evasione fiscale. Ecco, sono due fenomeni sui quali lei ha fatto anche molte campagne elettorali, l'ultima anche con Per me ci ho Rivoluzione. fatto mani pulite prima. Ci ha fatto anche mani pulite come Perché magistrato. vorrei ricordarle. Certo, per carità. Perché se io non avessi fatto le mani pulite nessuno ce l'avrebbe con me come ce l'hanno con me tutti quanti. Quindi lei, diciamo, è rimasto il paladino di questo pool, Perché sostanzialmente. io personalmente, voglio dire, se mi trovo a dover ogni giorno combattere, è perché prima da magistrato e poi da politico ho sempre è andato rilanciato controcorrente, diciamo. non solo controcorrente, ma ho fatto delle proposte ben chiare, perché si può combattere questa realtà. Si può Ecco, sono due fenomeni per i quali, diciamo, il nostro Paese resta nelle ultime classifiche, insomma, per quanto riguarda la democrazia e soprattutto la giustizia. Paradossalmente, insomma, passano i ministri, passano i governi, tecnici, tutti quanti anche con delle grosse propagande anche mediatiche, basta vedere Cortina d'Ampezzo piuttosto che altre località dove arriva la finanza, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, Blitz, però poi il fenomeno non si riesce a ridurre o comunque a contenere. Allora, due sono le domande. La prima, secondo lei, si evade perché è troppo alta la pressione fiscale oppure si evade perché manca il senso dello Stato in molti italiani? Beh, innanzitutto si evade e che conviene evadere, perché prende il caso quelli del gioco d'azzardo, sì, che devono pagare adesso 40-50... Sì, hanno fatto un accordo. Gli hanno fatto un accordo con poche centinaia di... Allora, conviene evadere perché tanto poi c'è l'accordo, l'ultimo è di questa mattina, sì, dove tutte le multe fatte ai partiti per le affissioni abusive, che sono per alcune decine di milioni di euro, sono state fatte una proposta che con 1.000 euro vengono abbonate. Ma come? Devi pagare 40 milioni di euro, paghi 1.000 euro e viene abbonato. Quindi voglio dire... A proposito di notizie, c'è la famosa lista Falciani, che adesso è un'altra lista che sta rientrando praticamente a Madrid e sono nelle mani della magistratura spagnola. Secondo quanto anticipato da Sole 24 Ore, contengono le identità degli italiani titolari di conti correnti nelle filiali di Monte Carlo, Lussemburgo, Lugano, Zurigo. Insomma, dopo la vicenda del 2010 adesso sono altri conti che sono stati scoperti, quindi anche questi torneranno con lo scudo fiscale. Ecco, ma le sto dicendo questo, non è vero che non si può combattere. Io ho presentato disegni di legge in ogni legislatura in cui sono stato presente, non l'hanno mai voluto mettere all'ordine del giorno, non l'hanno mai discutere. Eppure la norma di legge, glielo dico in dipietrese che si capisce, sì, sicuro, sono poche. Primo, divieto di partecipare a gare per forniture e opere da parte di chi è stato condannato. Uno sa che una volta che è condannato non può partecipare più. Mi conviene essere onesti perché posso partecipare alle gare. Secondo... Beh, basta metterci un prestanome. No, a tutti i livelli, non solo il prestanome, a tutti i livelli. Una società. La società non può partecipare, non il singolo, la società non può partecipare. Cambia l'amministratore. Si fa presto a dire cambia l'amministratore. Secondo, con riferimento ai soldi all'estero, ancora adesso, con riferimento allo scudo fiscale, los soldi all'estero, allora qui si è stato detto che vogliono rifare ancora un'altra volta un'altra ipotesi di scudo fiscale. Allora, perché Tremonti ha insegnato che l'unico modo è prenderli subito e allora facciamoci a capire. Se uno detiene legittimamente i soldi all'estero, non ha bisogno di scudo fiscale per farli rientrare. Noi sappiamo che non è così. Allora, io quando facevo il parlamentare europeo, prendevo lo stipendio a Bruxelles. Non è che non potevo tornare con i soldi a casa, nessuno mi diceva niente. Quindi ho dovuto aprire il conto corrente a Bruxelles perché era obbligatorio, perché lì che faceva niente, nessuno dice niente. Perché ci vuole lo scudo fiscale? Perché non puoi dire da dove l'hai presi i soldi, non puoi dire come l'hai fatti quei soldi. Allora quei soldi non vanno scudati, vanno confiscati. Bisogna confiscarli. Ci vuole una convenzione internazionale. A monte, la proposta è una proposta che, se permette, riguarda non solo l'Italia, ma l'intero sistema occidentale. Perché in America, in Lussemburgo,
in Inghilterra, in Germania, in Francia, tutti dicono che devono combattere l'evasione. mi spiegate perché non si fa una legge in cui si dice che è vietato a qualsiasi attività commerciale, finanziaria ed economica con i cosiddetti paradisi fiscali? A Vaduz, Liechtenstein, capitale Vaduz, Sì. 950 abitanti, 1050 banche. Smettiamole di farci prendere in giro. Certo. Cosa voglio dire con questo? Noi dobbiamo dire che tutte quelle società che si collocano in quel modo, operano in quella realtà, non devono poter avere, ci deve essere l'embargo fiscale, l'embargo finanziario, l'embargo commerciale. Mi spiegate per quale ragione l'isola di Man, Jersey, Guernsey, un mare I famosi paradisi fiscali. Insomma, se poi vogliamo andare, non vogliamo andare lontano, scusate se mi scappa la parola, non vi arrabbiate, Città del Vaticano, San Marino, perché ricordate una cosa, adesso le dico un'altra chicca, poi se ci vogliamo ci possiamo fare anche qualche giorno, qualche speciale, ma l'inchiesta Mani Pulite si è fermato quando è arrivato ai colletti bianchi. allo IOR, si è fermato quando è arrivato a Città del Vaticano. No, non ai colletti bianchi, ai colletti rossi. Questa è una esclusiva, diciamo che Antonio Di Pietro Poi, sta dicendo... A verbale. Ma qui forse allora sveliamo anche perché Antonio Di Pietro ha lasciato la magistratura. Lì che bisogna andare a vedere. No, dico... Antonio Di Pietro ha lasciato la magistratura. Questo molti... Cioè, rimane un mistero storico, è un po' come il caso Moro, non se ne arriva a capo. Non se ne arriva a capo, ma è molto semplice in realtà. Io ho dovuto lasciare la magistratura perché intorno a me è stato costruito... Ha dovuto? Ho dovuto. Io ho Quindi non è stato deciso, un gesto spontaneo? Io ho spontaneamente deciso di lasciare la magistratura per poter difendere il mio onore, perché vorrei ricordare a tutti quanti che io non ho lasciato di fare il magistrato per fare politica. Io mi sono dimesso il 6 di dicembre, scusate, sì. Il 6 di dicembre del 1994, ho cominciato a fare politica nel 1997. Sì. C'è stato un intervallo di 3 anni, non è che è entrato il giorno dopo. Nel 96 dopo. sono andati quei 2 anni, che cosa ho fatto? Sono corso dal mio giudice a Brescia per dimostrare che quel cosiddetto dossier che avevano costruito su di me era falso e per riportare a casa il mio onore. Tanto è vero che ci sono migliaia e migliaia di pagine. Quindi dice lei si è dimesso. Mi sono dimesso perché? Perché intorno a me avevano costruito una serie di accuse. La cosa più grave era quella di aver costruito io Mani Pulite su ordine e disposizione di autorità straniere per poter affossare il governo italiano della cosiddetta Prima Repubblica. E io non è stato facile poter portare a casa quella giustificazione. Certo. Mi sono dovuto dimettere per poter lasciare liberi i miei colleghi di andare avanti ed io di poter dare le mie giustificazioni. Ma quando succede tutto questo? Quando si crea... All'inizio lo crea il Boncrax, il primo dossier che fa il sabato nei miei confronti, ma quelli venne smontati 4 e 4 volte. Quando io non riesco più ad andare avanti nelle inchieste, quando alle rogatorie non mi si risponde più, e quali sono i paesi che non mi ridanno, perché le rogatorie cosa sono? Sono quegli atti processuali con cui si chiede assistenza, lo dico a mia sorella. Sì, certo. A mia sorella Concetta. Sono quegli atti processuali con cui si chiede assistenza giudiziaria all'autorità di un altro paese per dire, guarda, dimmi per favore in Svizzera quali sono i conti correnti delle banche di questi italiani qua. Dimmi per favore. E in questo caso uno Stato non rispondeva. È perché una cosa è la Santa Sede e una cosa è Città del Vaticano. Certo. Non lo sapevo, io pensavo che fosse la stessa cosa. No, sono 2 cose distinte. La Santa Sede ti dice la domenica la messa. Certo. La Città del Vaticano il lunedì ti dice che non ti dice non ti do la risposta. Ti dice... La risposta qual è stata? Ti dice... Prendo atto che vuoi sapere a chi appartiene questo nome, sono ben volentieri di darti tutti i documenti appena mi dici al nome di chi. Certo. Se lo sapevo, non ho bisogno che te lo chiedevo. Ma al di là di questo, senta, io ho detto il Vaticano, ma potrei dire anche San Marino. No, vabbè, certo. Quindi lei si è fermato, o meglio, Mani Pulite si è fermata quando è arrivato, oltre il Tevere. Quando ha toccato non più la politica, tutto sommato, i politici, come al solito, erano un po'... l'alta finanza. Quando ha toccato, non l'alta finanza, la finanza. La vera finanza. Tenga presente che io
tra generali, colonnelli e ufficiali superiori. Ho arrestato... ricordiamoci l'operazione anche della finanza, le tangenti, agenti generali, compagnia bella. Tangenti. L'altro giorno leggevo proprio un libro che parlava di questo e parlava proprio di un brigadiere, mi pare, che fu l'unico che si rifiutò di prendere le tangenti, insomma, il gruppo Mediaset, mi pare che fu, e fu lui che ha fatto scaturire tutta quella serie di arresti, denunce, eccetera, insomma, è molto complessa. Voglio dire, l'inchiesta Mani Pulite va in fibrillazione nel momento in cui noi andiamo a prendere i poteri forti, i poteri reali, cioè l'alta finanza che interagisce con strutture di potere all'interno dello IOR, per intenderci così, tanto per andare papale, il sistema bancario e i controllori che dovevano controllare invece non hanno controllato. Questo è il concetto di fondo. Il problema di fondo è che per fermare me c'era un solo modo per fermarmi, quello di mettermi in condizioni che non potessi più fare l'inchiesta e che quindi da indagatore diventassi indagato. Allora io ho detto, va bene, già che devo fare l'indagato, mi dimetto in modo che i miei colleghi possano continuare ad andare avanti e io vi dimostro come stanno i fatti. Io l'ho dimostrato, però l'inchiesta si è fermata. Senta, ma ecco, questo che significa? Che Di Pietro era talmente essenziale che, insomma, alla fine il pool senza Di Pietro non è andato avanti? No, io credo che la fortuna di quell'inchiesta è stata la somma di personaggi che avevano assaporato la sconfitta. Gerardo Colombo era quello che aveva fatto, per intenderci, l'inchiesta Ambrosoli, l'inchiesta sul Banco Ambrosiano, l'inchiesta sul Gelli, la P2, e però era arrivato a un certo punto ed è stato fermato. Davigo insieme a Di Maggio erano quelli che avevano fatto tutta una serie di inchieste, a cominciare dall'Accademia, e soprattutto per quanto riguardava i primi rapporti a mafia politica e per quanto riguardava le vicende dell'ENI, di allora c'era Fiorini e compagnia bella. Ecco, a proposito, Di Pietro era quello che aveva fatto tutta una serie di inchieste che riguardava la pubblica amministrazione territoriale milanese. Allora cosa abbiamo fatto? Il famoso del Pio Albergo Tribus, da lì è partito tutto, no? A quel punto che abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme tre realtà. La fortuna è stata che io ci sapevo fare in indagine. Piercamillo Davigo ci sapeva fare. Passato da poliziotto, quindi anche un buon investigatore. Insomma, diciamo che ho fatto molto marciapiede, molto marciapiede. Però non andavo da nessuna parte io. Ecco, quando dice sono essenziale, no, ognuno di noi era essenziale. Certo. Non andavo da nessuna parte se non avessi trovato un Piercamillo Davigo che una mente fine, insomma. È una mente fine dal punto di vista processuale. Certo. E nessuno di due, da nessuna parte non c'era Gerardo L'uno Colombo, era complementare all'altro. E Gerardo Colombo, che era quello che era l'uomo del riscontro, perché lui era quello che andava a controllare i bilanci, a vedere come funzionava tutta la storia. Lo specialista, diciamo, quindi, da questo punto di diciamo vista. Così, tre persone che erano state sconfitte. Si ricordi che l'inchiesta Mani Pulite poteva essere fatta nel 1985, non da me, ma da Vigo, insieme al defunto Di Maggio, perché arrestarono un certo Antonio Natali a Milano per una storia di tangenti. Appena successe questo, l'allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, andò subito ad esprimere solidarietà e dire di stare tranquilli e di andare avanti. Che avete capito? Non al pool di Milano, Antonio Natali che stava in galera. Capisci come funzionava allora? Capisci come funzionava? Una cosa, noi qui abbiamo una foto molto eloquente, non questa, l'altra, chiedo alla regia, un Antonio Di Pietro che diciamo non so che ora fosse, se era giorno, se era notte, ma la domanda è la seguente: quante ore lavorava al giorno lei? Mi fate vedere l'altra foto di Pietro? Eccolo qua, stanchissimo, appoggiato lì alla porta, quasi rassegnato, non ce la faceva più, no, rassegnato. Sa la cosa che più mi ha fatto da una parte... Quante ore passava? La cosa che mi ha fatto più amaramente sorridere, questa foto me la ricordo, perché c'è una storia, che poi era la ragione del perché stavo così. Sì. Questa era una mattina presto, non era la notte, questa era la notte, ma era, diciamo così, era già diventata mattina. So che chi lavorava con lei, mi riferisco agli inquirenti, stavano con lei dentro il suo ufficio giorno e notte. La stanza 253 è una stanza famosa perché inventammo il cosiddetto network pedestre, anche quello. Poi è un'altra storia anche questa. Cosa succede? Perché succede questo?
perché all'epoca vigeva che i magistrati ogni anno venivano valutati. La valutazione doveva essere oggettiva, quindi doveva essere sul numero dei fascicoli che facevi. Quanti processi hai fatto? Quindi sulla quantità. Sulla quantità. Quell'anno abbiamo un avviso di indagine disciplinare per una sanzione disciplinare, io e Piercamillo Davigo. Perché avevate trascurato tutto? No, perché purtroppo avevamo fatto un solo fascicolo. Quello di Mani Pulite? Cioè, ma è mai possibile? E c'erano persone che invece ne avevano fatti 50, 100, 200, 500, perché? Perché arriva il fascicolo, visto? Lei sa che l'azione penale è obbligatoria, quindi lei quando riceve una denuncia non è che la può... Io perché lì ho detto così? Sì. Perché io ho vinto su Davigo, per un motivo molto semplice. Perché quel mattino, siccome erano le 5 e stavo ancora in ufficio, era arrivato una pattuglia dei carabinieri che aveva arrestato uno con 5-6 bustine e dice: ma mo questo lo dobbiamo portare in galera subito o lo dobbiamo... Guardi, ho fatto io, già che sto qua, portalo qua. Che mo lo faccio io? E l'ho fatto subito. Quindi ho fatto 2 fascicoli quell'anno. Quindi ne ha fatto uno di più di Davigo, insomma. Per Ho fatto l'arresto in flagranza di reato di un piccolo spacciatore, ma neanche detenzione. No, insomma, questi sono anni particolari che hanno fatto la storia d'Italia, insomma. Poi Antonio Di Pietro, diciamo la verità, se non ci fosse stato Mani Pulite sarebbe rimasto un magistrato che lavora come tanti magistrati che sono in tutte le procure d'Italia, che lavorano dalla mattina alla sera e che non fanno notizia. Però ecco, da qui, da quel Pio Albergo Trifulzio, insomma, da Mario Chiesa, poi è nato ma lì perché tutto quello... è successo che per quelle poche volte in cui nell'eterna lotta tra guardia e ladri, la guardia è riuscita a raggiungere il ladro, perché purtroppo nei reati contro la pubblica amministrazione è difficile. Cioè il reato di omicidio, c'è il morto, il reato di rapina, c'è la cassaforte scassinata. I reati contro la pubblica amministrazione sono tutti formalmente corretti, perché le carte stanno a posto. E cosa c'è sta dietro la carta che non funziona? Capisci come è la situazione? Ma io le faccio una domanda, poi andiamo al versante, diciamo così, più locale e regionale. Per chiudere questo capitolo, qui ci vorrebbero trasmissioni storiche, giornate intere per parlare con Antonio Di Pietro. Secondo lei, allora... Però se qualche volta volete ricostruire la storia del dossieraggio che ha fermato Mani Pulite, sarebbe interessante. Certo, questo senz'altro. Abbiamo bisogno di fare un po' di strutture, perché io posso fare lì l'assistente regista. Certo, questa è una cosa molto bella. Documenti, è una cosa e tanti molto di quei importante. nomi che non sono mai usciti. Ben volentieri, ben volentieri. Perché io mi ritrovi alcuni nomi, mi sono ritrovato in questi anni alcuni nomi, consulenti in commissioni parlamentari speciali, consulenti, io me li ricordo quando... Che lei se li ricorda nelle liste... Me le ricordo quando scappavano. Dico, boh. Ecco, io questo voglio dirle. Tutto questo lavoro che a suo tempo fu fatto dal pool di Mani Pulite, dalla Procura della Repubblica di Milano, aveva un consenso politico. Cioè, mi spiego. Bravo. Se un magistrato, un pool di magistrati, senza il sostegno, prima di tutto, della gente, perché c'era un tifo enorme naturalmente per voi, ma poi c'era anche un grande sostegno politico. Oggi, secondo lei, ci sono le condizioni politiche per far emergere un lavoro di magistratura che va a fare delle indagini e soprattutto a scoperchiare la corruzione che non è mai finita, diciamo la verità, insomma, no? Per 2 motivi molto semplici. Perché purtroppo, ed è questa un'altra di quelle pagine che dovremmo veramente farci delle grosse riflessioni. All'inizio è sembrata una primavera, cioè all'inizio l'attività dei magistrati è stata vista come l'attività di quei medici accertatori in ospedale che scoprivano la malattia. Certo. Il risultato però è stato che man mano che noi abbiamo scoperto la malattia, il sistema come ha reagito? Non è andato a curare la malattia, non è andato a curare il tumore, è andato a curare il medico, se l'è andato a prendere col magistrato, con un aggravante, che in mezzo ad alcuni medici c'è stato pure che faceva il doppio gioco. Certo. Vorrei soltanto ricordare un caso, che non riguarda me e quindi ne posso parlare, ma con nome e cognome. Guardate, negli anni scorsi
l'inchiesta che Bocassini, la dottoressa Bocassini, Sì. PM di Milano, che è Certo. stata anche a Palermo, è andato lì a rendere giustizia alla memoria Sì. di Falcone facendo delle Certo. indagini molto importanti. Quando ha messo sotto inchieste dei magistrati anche di Milano, Squillante, Sì, Metta, sì, sì, per una di Roma. di Roma, scusa, Di di Roma, Roma, di Roma. Roma, Per il caso Squillante, Smetta. Metta e compagnia bella. Bene, andate a vedere l'informazione di quel periodo. Di quell'informazione di quel periodo era la criminalizzazione non di quei magistrati, Ma della Bocassini. ma della Bocassini. Il messaggio, quindi, qual è stata la situazione? Che a forza di martellare l'informazione con un sistema di deformazione, il cittadino è passato dall'idea iniziale, quando siamo arrivati noi, in cui vedeva, diciamo così, da una parte il ladro, quindi una guerra tra guardie e ladri. Lo Stato e E quindi lo Stato, chi remava remava contro, quindi i delinquenti. è passata sostanzialmente. a immaginare una guerra fra bande, la banda dei magistrati, la banda Vabbè, della politica. politicizzata, Politicizzata, guidata, eccetera. Allora, diciamo le cose come strumentalizzata, stanno, insomma, ecco, certo. che è un errore la politica, ma è un errore criminalizzare la magistratura. Allora andiamo più a fondo. Nella Prima Repubblica è vero che c'erano fior di criminali, ma insieme a Ciancimini e a Salvolima c'era anche Pio La Torre e c'era anche Mattarella. Certo, certo. Quindi non possiamo fare tutte le No, bonfacce. assolutamente. E così come nella magistratura. Tu non puoi mettere sullo stesso piano il magistrato che non fa il suo dovere, che non sbaglia mai, perché il magistrato c'ha un solo modo per stare tranquillo. Basta che non firma niente, non gli dice niente nessuno. Oppure il magistrato invece che fa il suo dovere ne paga le conseguenze. Ecco. Allora, io l'invito che Entra in faccio... gioco la responsabilità civile dei magistrati. Io l'invito che famoso- faccio a chi ci ascolta è di andare a vedere sempre l'altra faccia della medaglia e che siano anche i giornalisti, perché poi il giornalismo, la funzione del giornalismo qual è? È quello di essere il giudice della democrazia. Ma quando il giornalismo racconta le cose non secondo verità, Certo. la critica la può fare come gli pare perché rientra nel diritto sì, di vabbè, critica, il problema- ma tu il fatto la devi raccontare com'è, perché è la democrazia che ne va fuori. Senta, per chiudere, veniamo Eccomi. agli giorni nostri, tra virgolette, quindi ai prossimi impegni. C'è l'Election Day il 25 di maggio, quindi si vota per il Parlamento europeo, si vota anche qui in Abruzzo per il Consiglio regionale, si doveva votare prima, però poi il Presidente Chiodi ha detto insomma, che fa l'Election Day anche per risparmiare soldi, quindi si vota il 25 di maggio. Si voterà tra l'altro anche all'Aquila, dove si è dimesso il sindaco Cialente per quello che è successo, e si voterà quindi insomma... Un gesto di responsabilità che gli fa onore. No, sicuramente, lui non è nemmeno indagato, però ecco, si è sentito solo, questa è una parola molto pesante, perché un sindaco che tradito dice così. mi sono sentito solo, al di là di quello che è successo da un punto di vista giudiziario, ma anche da parte del governo, cioè, mi sono sentito solo, non ce la faccio più, scusate, vi ho deluso, ma non è colpa mia, riferendosi naturalmente ai cittadini dell'Aquila. Questo è sicuramente un'assunzione di responsabilità che gli fa onore. Gli fa onore. Ecco, Antonio Di Pietro, che cosa farà alle europee? L'Italia dei Valori con Antonio Di Pietro, che cosa farà alle prossime elezioni regionali? Anche perché qui sul candidato del centrodestra si sa è Gianni Chiodi e non si discute. Sul candidato del centrosinistra penso che si faranno le primarie, anche se circola il nome di Luciano D'Alfonso, insomma, il quale sicuramente è quello più in vista, però giustamente ci saranno delle primarie. L'Italia dei Valori con chi sta? Allora, l'Italia dei Valori, alle prossime europee, la legge prevede che ogni partito va con il suo simbolo, si presenta con il suo simbolo Italia dei Valori ed io mi candido alle prossime europee. Mi conoscete, sapete Certo. il sangue sanguigno come sono, che con quanta buona volontà ci vado a fare il mio dovere e chiedo il voto sulla mia persona perché mi candido io in questa realtà del centro-sud per le europee. E se poi ci sono altre che ci vogliono mettere la faccia, il partito questa volta per l'elezione europea, per non fare l'errore la prossima volta, 60 giorni prima che si presentano le liste, mette in rete i nomi e facciamo come si fanno le pubblicazioni di matrimonio. Insomma, Grillo è servito a qualcosa. Lei ha preso spunto da Grillo, Se prende permette, spunto. Grillo, sia io che Grillo eravamo serviti dallo stesso blogger, cioè il Casaleggio. Casaleggio Era il suo guru? è lui che ha fatto la struttura informatica dell'Italia dei Valori. Ah, ho capito. Sì. Dopodiché, proprio quel che è Per successo questo a lei me... disse che tifava Grillo, Per subito che dopo cosa- le elezioni. Ma io ho detto questo, infatti gliel'ho detto anche a Beppe, non commettere l'errore mio.
hai deciso la classe dirigente di farti spiegare prima, continua così, perché io mi sono fidato nell'andare a prendere persone perché ho bisogno di persone. È vero, tra i grillini ci sono molte persone che non conoscono la politica, ma non è che chi la conosce ha per forza le mani pulite. No, per io carità, personalmente il problema è che sono poi andato a prendere... è successo come l'Italia dei Valori. Uguale. Cioè, molte persone appena sentono l'odore del palazzo iniziano a perdere i sensi, iniziano a perdere... Ma ripeto, io ho vissuto l'esperienza di Antonio Razzi, quindi poi ecco, no, voglio dire, quindi Antonio Di Pietro con l'Italia dei Valori al Parlamento europeo con il voto di preferenza. Per voto di preferenza io mi candido nel collegio del centro-sud. E mi candido io personalmente e chi si vuole candidare può proporre la candidatura. Ma 60 giorni prima io faccio le pubblicazioni e poi chiedo ai cittadini alla rete? A tutti quanti, la voce, vado in mezzo alla gente, dico, che hai messo qua? Venitemi a dire che avete da dire qualcosa contro questo, sei già sposato? Domanda, prima, Antonio Di Pietro seleziona i candidati che siano stati, diciamo, che abbiano un curriculum, che abbiano delle qualità. Lei prima però ha detto un fatto di età generazionale. Che significa? Che se uno ha 50 anni, lei non lo ammette? Non è l'età generazionale, è la prima cosa, per esempio, una cosa, grazie della domanda. No, perché lei prima ha parlato 40 anni. L'ultima volta, io a ognuno ho chiesto il certificato penale. Non è bastato manco quello. Ma non dice nulla. Ha fatto beccare, come dice Di Pietro, no? Oppure non ha avuto ancora l'occasione. Oppure l'occasione per un ladro, no? E allora non basta neanche questa roba qua, sotto questo aspetto qui. Anche se uno ha 50 anni si può certamente candidare. Sì. Certamente, il problema è semplicemente questo. Non è l'età in sé, è l'età politica, è la persona. Anche se è inesperto, anche se non ha fatto mai politica. Per l'amor di Dio, nessuno nasce imparato, si dice alle nostre parti. Pure alle nostre parti. No, va bene. Quindi questa è una condizione alle importante. regionali e alle amministrative, nei comuni. L'Italia dei Valori si sente un partito che vuol far parte, a differenza del Movimento 5 Stelle che fa solo protesta. Io voglio che il voto che qualcuno mi dà gli serva a qualcosa, perché altrimenti il voto soltanto di protesta il giorno dopo non serve a niente. Infatti molti elettori sono rimasti delusi di Grillo, perché 4 milioni allora di voti. Ti dico, il voto a Di Pietro e all'Italia dei Valori è un voto che va ad una formazione politica che vuole stare all'interno di una coalizione della coalizione di centrosinistra e vuole costruire con la coalizione non larghe intese. No, larghe intese no. Ma non solo all'interno del centrosinistra, ma vuole parteciperà e anche qui in Abruzzo parteciperà anche alle primarie se ci sono. Alle primarie, certo. Ci saranno sicuramente, insomma, certo. Me lo auguro. Insomma, si fa il nome di Luciano D'Alfonso, D'Alfonso chiaramente dovrà essere comunque votato e poi avete anche voi il vostro candidato, penso avrete anche voi il vostro candidato per le primarie. Io voglio sapere, oltre a qual è il mio candidato, che potremo mettere noi, voglio sapere anche quali sono i candidati degli altri, perché ho anche l'umiltà di pensare che mette una persona talmente brava che è di un altro partito, ma perché devo metterci il mio? Ma ad esempio, quello dell'altro partito. Faccio una domanda, lei come Italia dei Valori porrebbe il veto a Luciano D'Alfonso che ha ancora dei procedimenti giudiziari in corso e quindi lei lo farebbe candidare anche se non è ancora uscito del tutto dalle vicende giudiziarie? Mi aiuti lei, a che punto sta? Io non lo so, la prima cosa che farò su Luciano D'Alfonso, non rispondo. Se Luciano D'Alfonso si candida, la prima cosa che faccio, vado a informarmi alla Di Pietro maniera, cioè chi c'è in corso, perché... No, ci sono altri procedimenti in corso, lui ha chiesto il rito abbreviato, in modo che al 31 gennaio, è stata rinviata l'udienza al 31 gennaio, lui vuole uscirne fuori, insomma. Questo per quanto riguarda... sicuramente. No, vuole prima risolvere i problemi. Certo, per alcune vicende giudiziarie è stato già prosciolto, è stato assolto, diciamo. Anche per quello per cui fu arrestato, è stato assolto in primo grado, insomma. Mi pare che sia stato questo fatto ricorso in appello dal pubblico ministero, però comunque è stato assolto. No!
siccome c'è Di Pietro qui, no? Sì, Allora può darsi che Di Pietro dice no, se questo è stato assolto in terzo grado io non lo candido, no? Voglio dire, si tratta di vedere ancora una volta, caso per caso. No, ci sono delle vicende giudiziarie, diciamo, caso per caso, perché queste voglio sono far state capire definite, a chi ci sì, ascolta, questo è fondamentale. Voglio Certo. far capire a chi ci ascolta. Quando un politico ha a che fare con la giustizia, certo, la prima cosa che deve fare è mettersi a disposizione e correre. Ma non dobbiamo neanche però subire il fatto che se la giustizia ci mette 10 anni, un problema, politico per però, 10 anni deve stare fermo. Appunto, non è corretto questo. Io personalmente, non è giusto, appena è successo a me, ho smesso di fare politica e sono corso a fare le cose. Luciano D'Alfonso attualmente non fa politica, diciamo, non è candidato in nessuna cosa, anzi ed è corso dal giudice e ha chiesto il giudizio abbreviato il 31 gennaio perché vuole uscire fuori. Quindi no, dico adesso, però noi cosa appoggeremo, chi appoggeremo e per fare che cosa lo voglio condividere insieme, perché è finito alle altre forze politiche, alle altre forze politiche, se permette anche alla classe dirigente dell'Italia dei Valori, perché oggi chi fa parte dell'Italia dei Valori è un uomo coraggioso. Quando c'erano i posti a gratis, come con Grillo, i posti a gratis, è molto tutti facile correre sul carro dei vincitori. Adesso io apprezzo quelli che stanno con me, che ci mettono la faccia insieme a me, perché quelli sono persone che vogliono farlo per il bene del paese, non per la poltrona. Senta, per chiudere, lei... Chissà perché mi è venuto in mente Mascitelli, per esempio. No, vabbè, voglio dire, mi pare che sia il coordinatore regionale. Ma al di là di quello è una persona per bene. No, a parte questo, ma è il coordinatore regionale dell'Italia dei Valori. Cioè non ci sono soltanto politici che ci sono anche persone per bene. C'è qualche delusione pure in Abruzzo, no? Oltre a Mascitelli che è una persona per bene, che ha avuto... Adesso, siccome stavo parlando della parte bella della politica, me lo lasci dire. Ma ho detto lui per... No, potrei dire per carità, quindi Mascitelli diciamo è il candidato dell'Italia dei Valori sostanzialmente, alle primarie. Torno a ripetere, Mascitelli per me può stare al mio posto. Vabbè, questo è sicuramente un segno di grande apprezzamento. Per chiudere, abbiamo quindi fatto un'analisi generale, abbiamo parlato anche delle prossime elezioni, delle prossime regionali. Le faccio una domanda, così, a bruciapelo, come si dice. Si è pentito di aver fatto quell'accordo con Ingroia, che poi è stato oggetto di tante polemiche, o fai il magistrato, o fai il politico, ti devi dimettere, non puoi fare l'uno e l'altro. Guarda Grasso che invece è andato in pensione, anche perché era giusto, era arrivato, diciamo, e poi si è candidato, insomma, con il Partito Democratico, oggi fa il Presidente del Senato. Insomma, come mai non è stata percepita questa rivoluzione civile, nonostante nella gente si percepisse una forma di antipolitica, di contro il sistema dei partiti? Forse non era stato considerato in maniera adeguata il fenomeno Grillo? Oppure, però, noi abbiamo messo insieme una zuppa fatta di ingredienti contraddittori. La verità è molto semplice, perché non c'eravamo solo io e Ingroia. Certo, c'erano i Verdi, c'erano la Rifondazione Comunista. Noi abbiamo cercato di mettere insieme tutto ciò che rappresentava l'opposizione e abbiamo mandato un messaggio al Paese. Noi siamo contro l'inciucio trasversale, quindi chi vuole votare l'opposizione voti noi. Ma in quel momento è uscito il fenomeno Grillo che dice a questo punto votare opposizione per opposizione, ne voto uno radicale e uno che comunque sia, adesso dice che ha fatto l'opposizione, ma sono persone che sono state anche loro dentro le istituzioni, anzi anche dentro i governi, se permetti, siccome non voglio dire mai degli altri, qualcuno dell'Italia dei Valori era stato pure dentro, nel senso dentro. Certo. Senta, però, per cui io sono orgoglioso di potermi sentire come quello che oggi è il primo giorno di scuola per me, per la nuova Italia dei Valori, ed io mi sento un militante che sta al banchetto, che risponde ai suoi elettori, vuole rispondere ai suoi elettori, vuole giocare in una squadra, nella squadra di centrosinistra a livello territoriale, e che vuole individuare la classe i candidati insieme a coloro che vogliono mettersi in gioco. Se si vogliono mettere in gioco però lo dobbiamo sapere e dire prima che facciamo le liste, perché dopo è troppo tardi. Certo. Io volevo chiudere con una domanda un pochettino che va un po' sul privato. Che cosa fa Pietro in questi giorni? Cioè non occupandosi tanto di politica, per carità, se ne occupa però non fa il parlamentare a tempo pieno. Cura la campagna, so che è stato fotografato a lavorare con il trattore, insomma. Voglio dire, in campagna, uscendo da qui, ci sto andando.
E settimana scorsa abbiamo fatto il maiale. Non il porcellum, ma il maiale. Il maiale. Come sappiamo fanno? Quest'anno ho fatto pure, noi dalle parti nostre si usa fare poco il prosciutto, quest'anno volevo fare pure il prosciutto perché c'è un mio amico di Schiave che dice no, la fa. Sì, allora lei appesa a Schiavi. Abbiamo fatto l'olio, abbiamo il primo anno, abbiamo fatto, perché il terzo anno che l'abbiamo messo, abbiamo fatto come si dice, il vino. Insomma, faccio quel che faceva mio padre, certo. facendo presente una cosa però, che io posso permettermi, a proposito di 56 immobili, so queste 20 ettari di terra che mi ha lasciato papà. Stiamo parlando Suo padre ci viveva. Con la differenza che mio padre con quel terreno ci ha fatto grande 3 figli. Io intanto posso permettermi di giocare a fare il contadino, perché faccio altro, faccio l'avvocato. Quindi quando la domanda che lei ha fatto, che fa? Faccio l'avvocato. Attualmente faccio l'avvocato e devo dire, sono anche molto orgoglioso del fatto che vengono anche delle persone a chiedere giustizia e venire a me che facevo il magistrato, non l'avvocato, a chiedere giustizia anche nei confronti di accuse, perché faccio il penalista evidentemente. Mi fa pure contento. No, questo per dire che si vive anche senza la politica, fondamentalmente. Professionalmente, la mia professione attualmente è quella di avvocato. Quella di avvocato a tempo pieno. Quella di avvocato a tempo pieno, il momento libero lo dedico in campagna. Nella mia campagna dove ho rimesso in piedi gli stessi animali, le stesse produzioni che faceva mio padre, per rispetto di lui, ma portando avanti una battaglia in difesa del mondo agricolo, perché mai come in questo momento il mondo agricolo, ma più in generale il mondo delle Lei è iscritto anche alla Confagricoltura? Sono confagricoltore, sono coltivatore diretto, quindi sono... È un coltivatore diretto, insomma, ad hoc. Ad hoc, coltivatore diretto e quindi fa l'attività. Faccio l'attività, ma torno a ripetere, oggi come oggi, l'agricoltore ancora se può fare da sé, ma se deve dare a terzi. Anche perché poi sono i limiti europei, insomma tutta una serie di problemi. Io voglio chiudere questa nostra trasmissione di oggi ringraziando il Presidente Antonio Di Pietro per essere stato con noi e ricordando una frase che mi ha colpito di sua sorella, che diceva chi si ferma è perduto. Chi si ferma è perduto. E Antonio Di Pietro, da quello che abbiamo capito, non è proprio... Non si vuole fermare. Mia sorella ha detto un'altra frase ancora a me, e me lo disse il giorno in cui io, dopo la morte di Falcone e Borsellino, siccome era tra quelle segnate che pur doveva essere la stessa fine, sono andato lì, mia sorella me lo ricorda ancora adesso, manca mi ha fatto entrare, ma come capite? Che vuoi? Fai il tuo dovere e pagane le conseguenze. E mi ha chiuso la porta. Sì, molto chiara, diciamo, estremamente... Me l'ha detto in dialetto. Sì, ma il concetto è chiaro, ovvero fai il tuo dovere e assumiti le tue responsabilità. Con questa bellissima frase che rende anche l'idea... Mi ha chiuso la porta, fa fatica. Proprio questo è il dialetto, voi mi capite. Sì, certo. Questa la dice lunga su un Antonio Di Pietro che ancora, e non potrebbe essere diversamente, preserva in sé quel senso dello Stato, quel senso anche del dovere. Allora, grazie al Presidente dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, che ritroveremo sicuramente prossimamente, e grazie a voi per aver seguito l'approfondimento. Alla prossima. Arrivederci.